Avvocato Giuseppe Taibi, responsabile regionale del FAI, un progetto cui lei ha particolarmente a cuore è quello del museo della città di Agrigento, museo storico del centro. Tra le tante iniziative in itinere che lei ha in mente di sviluppare, se ci aggiorna su quali sono le probabilità future che si realizzi. Proprio in questi giorni è in corso il convegno nazionale del FAI e il presidente Carandini ha lanciato pubblicamente un auspicio affinché si possa realizzare il museo di città. So che i vertici del FAI si sono sentiti anche con il sindaco e poi anche con la regione perché ci sia la possibilità, visto che il progetto del museo ha portato questi risultati, cioè il finanziamento, che il FAI appunto possa essere coinvolto per realizzarlo ai filippini, così come si era convenuto, con la partecipazione di tutte le altre istituzioni e associazioni, così come sempre il FAI fa. E poi l'occasione è propizia perché vogliamo parlare un attimo di speranza, perché adesso ci saranno le giornate di primavera spostate a maggio, il 15 e il 16, speriamo cioè che con la campagna vaccinale e poi comunque passato questo momento difficile con la Pasqua possiamo riaprirci alla bellezza, e quindi questo è il messaggio che voglio lanciare, unendolo anche a quello dei luoghi del cuore, perché presto uscirà il bando, ci sono 28 siti in tutta la Sicilia che hanno ottenuto più di 2000 voti, quindi speriamo che ci possa essere questa partecipazione. Un successo è stato ottenuto dalle iniziative avute con il FAI, con gli istituti scolastici? Sì, davvero un grande successo sia a livello regionale ma anche a livello locale, non soltanto a Agrigento ma in provincia. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il gruppo scuola presieduto dalla preside appunto Anna Gangarossa. Era importante anche questo passaggio, cioè i giovani che narravano o stavano nei luoghi e attraverso Instagram facevano conoscere un po' a tutta Italia i luoghi di città e in particolare la Colimbetra. A proposito della Colimbetra, sempre all'interno del convegno nazionale è stato il vicepresidente esecutivo Marco Magnifico che l'ha citata per quanto riguarda i lavori sulle casette, perché ha chiesto al ministro Franceschini una possibilità all'interno un po' delle iniziative che sono state lanciate, cioè gli edifici rurali, i fondi eccetera, di poter intervenire affinché presto possa essere realizzato anche questo obiettivo.